Temperature sopra i 35 gradi oggi nella pianura veronese, ma anche in città ci si è andati molto vicino. L'allerta meteo durerà, l'allerta gialla, almeno fino a lunedì per quanto riguarda le ondate di calore. Ieri è scattata anche l'ordinanza regionale a tutela dei lavoratori. 35 gradi a Salizzole e Sorgà, 34 a Verona, 33,9 a Valeggio, Peschiera e Dolcè. La provincia di Verona è risultata oggi una delle più bollenti del Veneto e la prima vera ondata di caldo africano della stagione è appena iniziata. Il Comune di Verona ha pubblicato online l'elenco delle oasi climatiche con verde e zone d'ombra e la mappa delle fontanelle d'acqua potabile. Fra le categorie più a rischio ci sono i lavoratori all'aperto. Ieri nel Trevigiano un 49enne è morto di caldo in un'azienda agricola proprio nel giorno in cui il presidente della regione Veneto Stefani ha varato l'ordinanza che vieta il lavoro all'aperto nelle ore più calde, dalle 12:30 alle 16. Una norma che mira a tutelare operai e agricoltori ma che richiede tempo per essere studiata a fondo. Decine le chiamate fra ieri e oggi al centralino di Confartigianato che segue nel veronese 5.000 imprese edili più 2.300 aziende di impiantistica. L'associazione, sostenendo la necessità di proteggere i lavoratori dal caldo estremo, chiede però regole più chiare e strumenti che consentano alle imprese di riorganizzare il lavoro senza compromettere tempi, costi e sostenibilità economica delle commesse. Ci sono delle criticità per l'artigiano perché ovviamente se ha sostenuto già delle spese dovute al noleggio di attrezzature piuttosto che ha delle scadenze da rispettare, spesso non è nemmeno possibile anticipare le lavorazioni perché in base a dove è collocato il cantiere potrebbe creare anche disturbo al vicinato piuttosto che alle attività vicine. Il fatto che comunque sia stata emanata un'ordinanza regionale permette alle aziende, in caso di criticità e di sospensione delle lavorazioni, di poter chiedere la cassa integrazione e questo può essere un aiuto per le aziende artigiane. È la piattaforma WorkClimate a indicare comune per comune se la giornata è così calda da imporre lo stop al lavoro, coinvolte anche migliaia di agricoltori. Cosa deve fare l'azienda? Se il livello di rischio è alto, deve riorganizzare i lavori, quindi deve o anticipare o posticipare le lavorazioni e verificare poi che ci siano comunque aree ombreggiate, che ci sia distribuzione dell'acqua, che ci siano delle pause. Secondo il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, l'allerta gialla per rischio di ondate di calore resterà valida almeno fino a lunedì 22 giugno.